Certamente ci sono state cose che avrebbero potuto funzionare meglio, ma siamo stati in emergenza e abbiamo dovuto anche, tra virgolette, trovare le soluzioni all'emergenza. Non è nostro costume cercare di scaricare le responsabilità sugli altri, le nostre ce le prendiamo senza problemi, difficile dover accettare di doversi prendere anche quelle degli altri, ma noi fino a ieri abbiamo già utilizzato oltre 700 pullman che abbiamo messo a disposizione dei passeggeri gratuitamente, pagandoli noi, lì dove altri pensavano che questo servizio dovesse essere dato dalle compagnie aeree. Chi mi ha detto che ci siamo presi troppe responsabilità, sarebbe stato più comodo dire chiudiamo e buonanotte al secchio. Chiudiamo l'aeroporto e buonanotte al secchio. Questo non sarebbe stato né serio né responsabile, probabilmente sarebbe stato più comodo. Abbiamo detto che sarebbe stato consegnato e sarà riconsegnato a noi il Terminal A entro la fine del 2 di agosto e così sarà, e questo lo posso anticipare a voi, tra virgolette, come vi piace dire, in esclusiva. Le analisi dell'aria che abbiamo fatto allo stato attuale ci dicono che il livello è assolutamente validissimo, quindi non siamo preoccupati più di tanto, però è il nostro preciso compito e responsabilità verificare, e sulla salute non si gioca, ripeto, intanto del nostro personale e quindi dei passeggeri, che tutto quanto sia perfettamente in linea. La benzina è alle stelle e l'ombra della speculazione si abbatte su milioni di automobilisti alle prese con una raffica di rincari. Per loro la strada è sempre più in salita. In modalità servito la Verde ha sfondato il tetto dei 2 euro e va ancora peggio sulle autostrade della rete nazionale, dove si raggiungono addirittura i 2,50 euro. E mentre da oggi entra in vigore il decreto che impone ai gestori di esporre il prezzo medio, multe da 200 a 2000 euro con la contestuale sospensione dell'attività dopo 4 violazioni dell'obbligo, monta la rabbia degli automobilisti che puntano il dito sul presunto fenomeno speculativo legato alla concomitanza con l'esodo estivo. In buona sostanza, con l'aumentare degli spostamenti verso le località di villeggiatura, i prezzi di benzina e gasolio mostrano un trend che spesso ha poco a che fare con la legge di mercato sull'incontro della domanda e offerta. Lasciamo perdere che appena ho letto 1700 ho detto vabbè va, che cosa dobbiamo fare? Camminare a piedi di nuovo? Non posso andare più in vacanza, la benzina costa carissima e guarda caso durante l'esodo estivo aumenta sempre più. Come mai? Ho fatto un mente locale, da parecchi anni, ogni anno è così. Nei momenti topici aumenta tutto. Lei vede l'ombra della speculazione? Senz'altro. Oggi, dicevamo, scatta l'obbligo di esposizione del prezzo medio, ma la Figis nutre seri dubbi sul provvedimento che da solo non basta ad ottenere un effetto calmierante sui listini alla pompa. Dato che l'80% dei distributori di carburante oggi sono al di sotto del prezzo medio regionale, rischiamo che in questi giorni si allineino tutti in alto per avvicinarsi proprio a questo prezzo medio. Oltre al danno alla beffa, così in tanti sono costretti a rinunciare alle vacanze. Purtroppo con questo aumento della benzina non si può andare più in vacanza, però grazie a papà ormai sì. Ci pensa papà a metterti la benzina? Papà a mettere la benzina. E vogliamo ringraziarlo? Grazie papà. Famiglie siciliane sempre più in lotta con l'aumento del costo della vita e la perdita di potere di acquisto. Con l'impennata dei prezzi degli ultimi mesi, più 10%, si cerca di risparmiare e per farlo spesso si interviene sul carrello della spesa. Stop ai prodotti di grandi marche. Per molti siciliani gli acquisti si fanno nei discount o, se possibile, nei mercati rionali, dove comunque tutto è più caro rispetto allo scorso anno. Le strategie sono diverse. C'è chi ad esempio acquista solo alimenti prossimi alla scadenza perché è sconto, altri invece cambiano ogni volta supermercato pur di inseguire le offerte. Anche un prezzemolo che prima ti regalavano adesso costa €1,20. Oddio, c'è sempre qualche risparmio perché compri tutto €1 e le famiglie un po', diciamo, che hanno difficoltà con poca roba vestono i bambini, mentre al negozio ci vogliono dei soldi. Purtroppo è un'Italia che sta andando più indietro che avanti. È aumentato tutto quanto. Io abito in America e sono venuto qua per stare un mese qua, ma la vita è aumentata doppia. Costano di più qua i cose che in America. E qualche prezzo c'è un aumento, giustamente, come tutti purtroppo. Qualcosina c'è sempre, giustamente, se no si fa il giro e magari controlla i prezzi, trova qualcosa sempre di meno con lo stesso prodotto. Va? Sono aumentati tanto i prezzi, specialmente gli alimenti, i supermercati sono alle stelle, sono aumentati tanto. Infatti andiamo sempre in cerca di qualcosa, anche se non sono di marca, l'importante è che non ce la fa una al mese.
Potrebbe esserci tuttavia uno spiraglio. Per gli alimentari, che sono la principale voce di spesa delle famiglie, si prevede un lento calo sui prezzi al dettaglio, che rimarranno comunque su livelli elevati, determinando a parità di consumi un aggravio di spesa stimato in circa 507 euro annui in più a famiglia, cifra che non tiene conto dei possibili aumenti delle bollette di luce e gas, il cui andamento dipenderà dal mercato e dall'efficacia delle nuove misure che il governo italiano adotterà nei prossimi mesi. Disagi aeroportuali, incendi, allarme diossina e turismo frenato nella parte orientale dell'isola e la fotografia di una Sicilia in parte in emergenza. Emergenze che arrivano nel caldo mese di agosto, così abbiamo provato a chiedere al presidente dell'ARS, Gaetano Galvagno, cosa sta facendo la politica per fronteggiare queste criticità, soprattutto per il Fontanarossa di Catania. Grandissimi disagi a tutti purtroppo gli operatori del settore alberghiero, ma sostanzialmente tutti quelli che hanno un beneficio dai turisti che vengono qui, quindi mi rivolgo ai ristoratori, al classico negoziante e ci mettiamo assolutamente nei loro panni, quindi non stancheremo mai di lavorare affinché tutto possa ritornare presto alla normalità. Sembrerebbe che già da domani dovrebbero ripassare a 14 i voli in entrata e in uscita, quindi partenza e arrivo, e sembrerebbe che dovremmo tornare alla normalità da qui a qualche giorno, quindi speriamo di poter soddisfare quelle che sono le esigenze dei cittadini, dei lavoratori, dei turisti e degli operatori del settore. Questa mattina a Palazzo dei Normanni la consueta cerimonia del ventaglio, un'occasione per fare un bilancio del lavoro fatto fino adesso dall'Assemblea regionale. Siamo rientrati rispetto sia alle ore, le sedute, i disegni di legge prodotti e riteniamo di essere dati alla mano assolutamente in linea con la precedente legislatura. Addirittura in proiezione, spostandoci non ai 9 mesi di legislatura ma ai 12 mesi, addirittura potremmo anche superarli. Sui fondi europei e sul rischio di perderli, Galvagno ha aggiunto: nel pomeriggio sentirò il presidente della regione Schifani per capire con gli uffici come usare ogni centesimo ricevuto da parte della comunità europea. Non si riesce a leggere neanche il cartello degli orari di conferimento perché è ricoperto di spazzatura ed ingombranti, dove spiccano materassi e frigoriferi in abbandono. Sembra una discarica, in realtà è l'ingresso dell'isola ecologica di Picanello, una delle poche funzionanti a Catania. È l'ennesimo paradosso di una città che non riesce proprio a risollevarsi dall'emergenza rifiuti. Sono in tanti i telespettatori che si rivolgono alla nostra linea di WhatsApp 342 74 55 005 per denunciare storie di ordinario degrado, ma oltre alle telecamere più volte sollecitate come deterrente, servirebbe un maggior senso civico. Questo qua accade quando l'isola ecologica è chiusa, di più quando la domenica sera, il pomeriggio quando finiamo di lavorare alle ore 19. Questo accade, l'indomani troviamo questo qua, questo paradosso. La gente purtroppo butta quello che vuole, senza, pur avendo le isole ecologiche che sono funzionanti, accade questo nella città di Catania. Numerose le segnalazioni che riceviamo da Picanello, sempre più terra di nessuno. Siamo in via Galatioto, dove anche il marciapiede è irriconoscibile perché è praticamente ricoperto da enormi cespugli. Lo vedete come è combinato qua. Quindi questo dovrebbero essere le autorità del comune di Catania a mandare gli spazzini a lavorare, quelli che invece non fanno niente. Lei è stato però abile a non scendere dal marciapiede. Certo, per evitare che ci sono le macchine che passano sempre e non guardano neanche i pedoni. Anche se lei attraversa, io ho avuto un incidente proprio sul marciapiede. Mi hanno preso con il motorino, si immagina un po'. Qua siamo nel Bronzo, non è che siamo a Catania, siamo nel Bronzo, proprio un'indecenza enorme. Vi invitiamo a denunciare e segnalare, lo ricordiamo, potete scrivere al 342 74 55 005, vi daremo voce con la speranza di dare un contributo per migliorare Catania e la sua immagine. Vi mostriamo dietro le quinte della mostra Estate con Agata, allestita dagli allievi ed ex allievi dell'Accademia di Belle Arti di Catania. Magliette con il volto di Sant'Agata e anche delle stampe, tutte realizzate da 33 giovani artisti. Incrociamo Mariella Gennarino, che ha ideato anche assieme ai docenti questa mostra. Una mostra che coinvolge i giovani, del resto chi più
più di Agata, una martire ragazzina, può parlare al cuore dei giovani. Certo, assolutamente, Sant'Agata è una giovane donna, martire, coraggiosa, forte, determinata, da esempio per i giovani catanesi che hanno bisogno di essere incoraggiati. Il volto della martire catanese declinato in tanti modi. Ci sono anche delle stampe, le possiamo anche vedere, dove ci sono anche i simboli del martirio di Sant'Agata della città. Vediamo ad esempio questa maglietta. Stiamo vedendo il busto reliquiario di Sant'Agata, l'elefantino, l'Etna, quindi qui ci sono proprio tutti i simboli della città di Catania e della sua patrona. E qui invece è proprio il sentire del devoto catanese, estate e inverno sempre presenti. Il busto reliquiario di Sant'Agata e poi i portatori del busto reliquiario anche del fercolo. Alla Galleria di Arte Contemporanea gli occhi di Agata, azzurri o marroni, ciascuno li immagina come vuole, in attesa di poter incrociare il 17 agosto il suo sguardo in Piazza Duomo, quando il busto reliquiario, dopo la messa delle 19, celebrata dall'arcivescovo Luigi Renna, sarà portato in processione. Voglio rassicurare chi mi chiede sempre dei fuochi. I fuochi ci saranno sia da Villa Pacini che dal porto. In città ancora una volta si farà festa ricordando il ritorno a Catania da Costantinopoli delle reliquie di Sant'Agata. Ha preso vita nell'incantevole scenario della Valle dei Templi ad Agrigento la mostra La bottega di Leonardo, la Vergine delle Rocce. Un'occasione unica per gli appassionati d'arte e cultura che hanno l'opportunità di ammirare per la prima volta in Sicilia la celebre Vergine Cerami, una delle 3 versioni della Vergine delle Rocce di Leonardo da Vinci. Le altre 2 versioni sono esposte in modo permanente nel Musée du Louvre di Parigi e alla National Gallery di Londra. Ad Agrigento sono esposti anche 10 importanti dipinti degli allievi della bottega leonardesca. La mostra è stata curata da 2 illustri esperti, Nicola Barbatelli e Vittorio Sgarbi. La Vergine delle Rocce, le rocce sono ciò che Dio ha creato e Dio è nel bambino che sta dentro o a fianco della madre nelle rocce. E quindi c'è qualcosa di profondamente ctonio, cioè proprio di originale, di assoluto. E credo che questa sia la ragione per cui gli organizzatori hanno pensato a questa idea di affiancare a quelli che vengono per vedere l'origine della grande civiltà antica e specchiata nel Rinascimento nella figura di Leonardo. Tra l'altro io dei dipinti che ho visto qui, compreso quello che è evidentemente il più significativo, ho guardato con molta attenzione questo di Cesare da Sesto, che è un'opera dipinta su tela con un finto alabastro sul fondo e una qualità altissima. Il pubblico avrà l'opportunità di ammirare le opere anche in orario notturno durante il periodo estivo, prolungando la magia dell'arte fino a mezzanotte.